Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi vorrei rispondere ad alcune domande che mi hanno fatto i nostri amici che sono iscritti al canale del Tubo a riguardo se è tutto precostituito, preordinato o esiste una legge di attrazione e noi abbiamo libero arbitrio. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale di De Gara Marietto Veneziano, di venirci a trovare sui nostri gloriosi Facebook e di iscrivervi al canale di Telegram, dove alle 20:30 ogni lunedì sera il De Gara Marietto Veneziano, coadiuvati da Milas, tengono un percorso esoterico gratuito. E chiaramente al mercoledì sera alle 20:30 il vostro Marietto lo trovate sul canale Tubo, sul suo canale, dove da mezz'ora gratuito di risposte col pendolino, coadiuvato anche da il De Garda in alcune puntate. Bene cari amici, rispondiamo brevemente a Maria Rosa che fa la domanda: ma è tutto precostituito, tutto già fatto, oppure noi abbiamo un libero arbitrio delle possibilità? Allora, il Marietto Veneziano risponde per quello che ha potuto vedere. Ha potuto vedere queste cose 2 volte. Una volta da piccolino un gruppo di appunto cabalisti è venuto a trovarlo, è andato a trovarlo, e il vostro Marietto ha visto alcune cose fatte nel passato, vissute nel passato, circa nel 1700, di persone che stavano morendo per strada a Parigi, stavano proprio morendo di fame e sono morte. Cioè in quel periodo lì la gente moriva per strada con urla strazianti di fame, e la gente, quelli sani, quei pochi sani, passavano incuranti. Praticamente era uno stato orwelliano, la gente era praticamente come degli animali. E il vostro Marietto si è messo a piangere. Si è messo a piangere a questa visione qui perché ha visto la sofferenza. E quel tipo che gli ha fatto vedere queste cose qua gli ha detto di non preoccuparsi, perché quelle cose in quel periodo, quelle situazioni in quel periodo erano la normalità. Era una normalità e tutte le persone, praticamente a parte i conti, i baroni, i re e gli imperatori, stavano bene, ma gli altri sistematicamente a 20-30 anni, quando il corpo cedeva, per via di fame o malattie, morivano. E il Marietto fu veramente rattristato. Poi fece vedere quelle 2 stesse persone in questa vita in cui sono diventati dei dottori, uno psichiatra e l'altro psicologo. Le stesse persone però erano diventate avide, cattive, presuntuose, arroganti e soprattutto narcisiste e viscide, un mix micidiale. Anche il Marietto, che era piccolo, dice: ma non si ricordano più come erano prima, cosa hanno sofferto, adesso fanno soffrire le stesse cose agli altri. E quella persona che gli fece vedere questa cosa disse: è il loro karma, queste sono anime brutte, cattive, e così. Il Marietto, poi, visto che queste persone come dottori hanno fatto cose e faranno cose brutte, il Marietto era un pochettino scandalizzato e diceva: questi bisogna fermarli. Al che quella persona che gli fece vedere queste 2 persone in questa vita cosa stanno facendo, gli fece vedere anche dove sarebbero andati nella prossima. E il Marietto si tirò un po' su una costola, perché a un certo punto disse: per fortuna. Quella persona si mise a piangere per la fine che faranno questi dottori nella prossima vita. E il che il Marietto chiese a questa persona: ma perché queste persone fanno così e sono così? E questa persona che gli stava spiegando queste cose al vostro Marietto alzò gli occhi al cielo e disse: è Dio che li fa così. E questo è un primo caso in cui il vostro Marietto vide che le cose sono precostituite, non c'è niente di legge di attrazione o fantasia alla Zeland, roba del genere, no? Variabili varie, surfare, poche illusioni. La seconda cosa che il Marietto, o evento che il Marietto vide, fu quando aveva più o meno 38 anni, incontrò una entità, se si può definire entità perché non riesco a inquadrarla come tale,
che andò a trovare Marietto e a un certo punto gli fece vedere che tutte le persone che erano intorno a lui, e per tutte le persone che intorno a lui sto parlando di più o meno una regione, avevano dei pensieri e questi pensieri erano dettati da questa entità. In altre parole, era come se queste persone fossero state dentro una ragnatela e i fili della ragnatela le tirava quelle persone, cioè quella persona. Quindi anche lì il Marietto vide che quelle persone erano innocenti. In altre parole, tutto quello che avveniva in quella zona, più o meno di 300.000 abitanti, era quel soggetto o quell'entità che riusciva a fargli pensare quelle cose, ma proprio tutto. Era come se fosse un grande computer, un grande programma e queste persone vivevano e vivono in questo stato mentale pensando di essere liberi e avere il libero arbitrio. Allora, queste sono le cose che il vostro Marietto ha potuto vedere e assaggiare. L'unica soluzione per poter uscire da questo programma e trovare la propria anima gemella e ritornare, secondo il vostro Marietto, e ritornare nella scala suo fino alla Keter, che poi è l'albero della vita che il vostro Marietto e la Hildegarda continuano a promuovere. Bene cari amici, questo è solo un assaggio di quello che il vostro Marietto ha potuto vedere e ricordatevi che è Dio che fa tutto. Grazie cari amici e alla prossima. Ciao.